Amici bellini, riconnettiamoci, visto che ci sono poche novità a livello di nomi, ci troviamo facendo queste analisi, queste mini analisi, non sono analisi approfondite, dei giocatori rumorizzati sul Napoli. Parliamo della difesa, Beukema. Beukema. Tra l'altro sto leggendo che alcuni commenti che dicono: ma perché lo chiami Lang? Quello è Lang. Lo so, però io pure in America vivo, io se leggo Lang mi viene Lang. Emanuela Marfè, benvenuta sul canale e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Il video di ieri interlocutorio, nel senso che di Lucca si sta parlando, ma come è evidente dobbiamo aspettare che si sblocchino un po' di cose. Se lasciate un like si sblocca Osimhen, sarebbe il caso di sbloccare Osimhen prima di Di Maro, non sarebbe ideale ricominciare come l'anno scorso, che poi è fastidioso. Quindi lasciate un like, ci spostiamo con queste nostre mini analisi. Poi sono uscite pure le date di Di Maro, possibile presentazione di De Bruyne si dice verso il 18-19, insomma il 17 si comincerà con gli allenamenti e le solite cose, feste in piazza. Seguiremo ovviamente tutto, sperando che per il 17 abbiamo dei giocatori in più. Io non dico che dobbiamo completare la squadra per l'inizio del ritiro, mi sembra un'utopia, ma nemmeno arrivare come l'anno scorso che cominciamo il campionato e ancora non abbiamo fatto quegli acquisti. Non credo che quest'anno ci possiamo permettere una cosa del genere, assolutamente. Allora partiamo da Beukema. Perché il Napoli vuole Beukema e perché il Bologna vuole 30 milioni? Il ragazzo si è comportato molto bene e questo lo sappiamo e lo abbiamo visto ogni tanto, letto ogni tanto. Queste sono le sue caratteristiche, insomma, di base. Poi andiamo nello specifico. Prenderei i nostri come comparazione. Vediamo Rrahmani, che abbiamo detto ha fatto una buona stagione. Dov'è che eccelle Rrahmani? In questo caso vediamo nella impostazione, nei passaggi, Rrahmani è uno di quelli che si è comportato bene, si è comportato meglio degli altri difensori centrali con cui questo sito lo paragona. E vedete, c'è molto verde nella zona dei passaggi, dei tipi di passaggi. Se andate poi a vedere nella difesa, Rrahmani non eccelle in tutte le cose. C'è una cosa, dice non perde challenge, non perde duelli. Ecco, nei duelli è stato molto bravo, però non fa pochissimi errori, ricordiamo quell'autogol, se lo ricordiamo, però non tantissimi taco, i famosi taco, insomma non tantissimi blocchi. E la stagione di Rrahmani è stata buona, lo sappiamo che è stata buona, ma più in fase di possesso che non in fase di difesa. Andiamo a vedere gli altri. Teniamo presente il passing di Rrahmani, vediamo il passing di Buongiorno, che ovviamente ha meno partite giocate, ma queste sono percentuali. Passing di Buongiorno sì, ma non troppo. Ci sono delle cose in cui può migliorare Buongiorno. Se andiamo a vedere la difesa, invece Buongiorno eccelle. Ricordate quella famosa statistica dove dice non lo superi mai? Proprio in dribbling tiene una quantità di partite infinita dove Buongiorno non si fa superare in dribbling. E qua, quindi come fase difensiva. Ecco perché vedete che i due giocatori si legano bene insieme. Poi ovviamente sappiamo che Buongiorno è stato più infortunato che altro e l'ha sostituito egregiamente un Juan Jesus, che vediamo come passaggi ci siamo. C'è tanto verde in fase di impostazione per Juan Jesus, in fase difensiva anche tanto verde, meno taco nella terza parte di campo. Sai, quando il Napoli pressa alto spesso ci siamo abbassati, quindi c'era meno possibilità di fare quei taco in avanti, però tanto verde e c'è un minimo di tiri bloccati che non è riuscito a bloccare. Quindi Juan Jesus deve rappresentare il quinto, non deve rappresentare il primo che entra nel nostro immaginario. Poi non lo so se Conte lo considera ancora il migliore. Perché chi abbiamo preso? Abbiamo preso Marianucci e andiamo a capire Marianucci. Come passaggi Marianucci, che tra l'altro non ne ha giocate tantissime, diciamolo questo, 18 partite, 1000 minuti in totale, quindi abbiamo intravisto il talento, ma non ci possiamo tanto affidare. Falso! Falsissimo!
sulla stagione passata come passaggi molto male. Marianucci, molto male. Voglio giustificarlo nel senso che se giochi nell'Empoli e magari cerchi di impostare da dietro, dipende anche il pallone chi lo riceve, diciamoci anche questo. Se è una squadra che è prettamente difensiva, ovviamente hai meno possibilità di fare queste cose, di conseguenza margine di miglioramento nella fase offensiva dei passaggi. Qualche passaggio lungo va completato, perché evidentemente qualche lancio in avanti. E se andiamo a vedere invece la fase difensiva, bene, sulla fase difensiva ci si può lavorare, quindi Marianucci assomiglia un po' di più al profilo Buongiorno che non al profilo Rrahmani. Andiamo a vedere Beukema, perché là capiamo, dici ma Beukema viene al posto di Rrahmani, ti convince Marianucci e vuoi Juan Jesus, come funziona? Beukema bene nella fase dei passaggi come Rrahmani, non eccellente rispetto agli altri centrali messi in comparazione nella fase difensiva. Di conseguenza mi piacerebbe tantissimo potervi dire che il Napoli prende Beukema per fargli fare la riserva di Rrahmani, ma sono due giocatori che potrebbero anche essere, l'uno esclude l'altro, specialmente se lo devi pagare 30 milioni. Però si sposa bene con Buongiorno sicuramente. Se voi andate a vedere anche a livello di età, dobbiamo cominciare a pensarci che Rrahmani è del 94 mentre Beukema è del fine 98, quindi quasi 99, già svecchi abbastanza, e quindi la coppia Buongiorno-Beukema ha un sacco di senso per queste caratteristiche, cioè uno più abituato all'impostazione. Ovviamente ricordate sempre in queste statistiche, squadra di italiano, quindi si impone dal basso, fa un certo tipo di gioco. Quindi Beukema Buongiorno funziona come può funzionare Beukema, anche Beukema Marianucci in teoria, cioè Marianucci meno fase offensiva, più marcatura, e Beukema più impostazione. Per capirci, il famoso Albiol Koulibaly. E quando poi provammo a fare Manolas Koulibaly, poteva funzionare, ma non aveva funzionato. Poi Koulibaly aveva anche, oltre alle sue capacità, aveva anche una grande impostazione, perché io lo ricordo che i passaggi in avanti di Koulibaly col destro o col sinistro erano precisi, trovavano sempre l'imbucata. Poi nella marcatura Koulibaly era a volte bellissimo e impossibile da superare, altre volte meno. Ce lo ricordiamo bene, siamo tutti innamorati di Koulibaly. Non ci sono le statistiche se cerchi Koulibaly. Quindi consiglio a Osimhen di andare in Arabia, dove non gli possiamo fare le pulci, perché se scriviamo non escono i numeretti e le statistiche, quindi vai là e si vedono solamente gli highlights dei vai, che stai aspettando, vai là dove Simone Inzaghi sta preparando la squadra intorno a te, ed è una squadra interessante, e tra un po' ce la vediamo anche a giocare. Tra l'altro il video vi è arrivato anche un po' tardi, perché io, mio malgrado, me la sono vista Paris Saint-Germain Inter Miami, che non è, perché Paris Saint-Germain Inter finì 5-0, qua invece è finita 4-0. Kvara sgusciava da tutte le parti e Barcolà, che non ha voluto segnare su una dei suoi potenziali assist. Fabian fa un altro assist, Hakimi, va bene, hanno giocato con una tale facilità, e che è anche stupido fare un'analisi di quella partita, perché metti la squadra in questo momento più forte al mondo, probabilmente il Paris Saint-Germain, mentalizzatissima, che ha giocato tipo 67 partite in questa stagione, e non sembrano neanche stanchi o appagati. Cioè, secondo me lo vogliono vincere pure questo mondiale, e andranno fino in fondo e a vincere. Forse potrebbero incontrare il Bayern, se non incontrano il Flamengo. Diventano interessanti le partite. Purtroppo vedere Messi guardarsi intorno, ha fatto qualche scatto, ha messo Suarez in porta una volta, però Paris Saint-Germain ha fatto 4 gol nel primo tempo, poi si sono fermati per rispetto probabilmente di alcune leggende del calcio come Messi, Suarez, Busquets, Jordi Alba. Smettiamo di giocare
magari se volete fare un gol della bandiera lo potete fare. Noi teniamo, ci fermiamo, ci rilassiamo un attimo, mischiamo le squadre, perché sembrava proprio una di quelle cose. Mischiamo le squadre, sono squilibrate, non le ho fatte io, sono squilibrate. Quindi questo è quanto. Non vedo, sto cercando insomma se ci sono altre novità. Si parla un po' delle uscite. Sembra quasi che sai, poco. Allora, si parla di interessamenti di piccole squadre per Vergara, si parla che Asa vuole giocare di più e se è pronto a lasciare il Napoli, e ci siamo. Qualche interessamento per Ambrosino, forse anche per Raspadori. La conferma insomma che il Napoli avrebbe Nunez come prima idea, e poi c'hai Lucca bloccato se proprio non riesci a fare Nunez, senza secondo me fretta. Non ci sarà quella fretta annunciata di chiudere Lucca. Lucca sta là, tu gli fai la corte, Lucca comincia a immaginarsi con la maglia del Napoli qualora non si potesse fare qualcosa di meglio. L'unico dubbio è che sono due giocatori molto diversi tra loro anche come caratteristiche. Vediamo come si evolve la cosa. È molto presto, ma l'estate è già calda. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Se ci sono nuove notizie andiamo. Io sto preparando un contenuto, devo analizzare, devo mettere in comparazione i rap di Noah Lang, di Kin e di Leao. Aspettatelo e uscirà.